Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi, come vi anticipavo la settimana scorsa, faremo uno shop tour, ovvero un tour di tutto il laboratorio. Vi farò vedere ogni singola cosa di come è stata organizzata in questi primi 5 anni. Ma prima di cominciare volevo farvi gli auguri di questo capodanno appena passato, spero che sia andato tutto bene. E niente, senza perdere troppo tempo, cominciamo. Allora, il laboratorio, come vedete, è tutto questo spazio, misura 10 metri e mezzo circa per 5 metri e mezzo circa sempre di larghezza e quindi fa una sessantina di metri quadrati. Appena si entra qua dal portone, sulla nostra destra troviamo il lavandino. Uno dei primi lavori che ho fatto entrato nel laboratorio ancora nel gennaio del 2016 è stato mettere questo lavandino qua. Infatti ho fatto tutta la traccia qua per terra fino là sopra per prendere i tubi dell'acqua calda e l'acqua fredda e tirarli fino qua. Il lavandino, ovviamente, essendo alto 1,97 m, l'ho fatto installare ad un'altezza spropositata, giusto che sia ideale per me. Principalmente qua ci lavo, come vedete, pennelli e quant'altro, ho un po' di sapone e cose varie per pulire pistola a spruzzo, appunto pennelli, lavarmi e sciacquarmi. Penso che sia una delle cose fondamentali da avere all'interno del laboratorio. Spostandoci qua alla mia sinistra abbiamo un normalissimo cestino dove faccio la differenziata con secco, plastica e indifferenziata, che qua nel mio comune è tutte quelle cose ingombranti che non sono prettamente plastica. Nell'angolo del laboratorio qua troviamo una delle primissime macchine che ho comprato, che è stato un aspiratruccioli. Penso di averlo acquistato dalla ditta Maco 2L. Vi lascio il link qua sotto in descrizione in caso. È una ditta che è qua in provincia di Verona. Ho acquistato questo aspiratruccioli della bella potenza di 2 kW. Finora sono stato super soddisfatto, non mi ha mai dato un problema. Gli ho solo fatto delle piccole modifiche, come installare una di queste prese comandate, così da attivarlo col telecomandino. Qua in alto invece troviamo un compressore da 25 litri, normalissimo, da hobbista, il più economico che c'è, senza nessuna pretesa. Questo è uno degli upgrade che vorrò fare quest'anno, facendo una linea di aria compressa più performante e con un compressore con una capienza più grande, perché con 25 litri quando devo andare a pitturare a spruzzo ho notato che spesso e volentieri non è abbastanza. Ovviamente tutto accompagnato con un tubo retrattile, uno qua e uno sopra la combinata. Di fianco all'aspiratore invece troviamo questo armadio, che è l'unica cosa che ho tenuto che c'era già all'interno del laboratorio quando sono entrato. Questo armadio, oltre a essere una sticker wall per tutti i vostri adesivi che mi spedite, anzi vi ricordo che se volete fare uno scambio di adesivi, in descrizione trovate la mia mail, mi mandate una mail per fare lo scambio di adesivi, io vi do l'indirizzo, quando mi arriva il vostro vi spedisco anche il mio. Altrimenti, se volete acquistare i miei, trovate il link dello store qua sotto. L'armadio l'ho organizzato così, semplicemente sopra ho un po' di cose vecchie che tengo, tubi di aria compressa, caschetti per lavorare e quant'altro, roba che non uso frequentemente. Nell'armadio principalmente tengo tutte quelle cose che non devono raffreddarsi troppo o scaldarsi troppo durante l'estate o l'inverno, come tutte le finiture e i colori che ho o le resine. Invece, partendo dal basso, ho alcuni elettroutensili che utilizzo, come il rifilatore della Makita e due attrezzi della Festool. Questa è una piccola cassettiera che simula una che vedrete più avanti, dove tengo principalmente pennarelli, tutto quello che serve a pitturare. Ho tutti i colori divisi per colori ad olio, matite, pennarelli, acquarelli, qualsiasi cosa, non manca niente. Questo reparto invece è dedicato principalmente a tutti i prodotti chimici, quindi resine epossidiche, diluenti, robe varie, ho cose per la pulizia, acetoni, stracci e quant'altro. Questo ripiano qua invece è dedicato tutti alle finiture per il legno, quindi ho colori principalmente all'acqua, perché non mi trovo a mio agio con i colori a base diluente per una questione di lavaggio. Quindi se un colore è a base d'acqua, io basta che lo sciacquo nel lavandino di prima, pulisco il pennello o il rullo, quello che è, e va benissimo. Mentre se è un colore a diluente devo comprare apposta il diluente per pulirlo. Dipende dal lavoro che devo fare, ma in linea di massima il 90% sono tutti colori a base d'acqua. Ho una pistola a spruzzo qua, quella per pitturare i muri. Qua sopra invece ho un po' di prodotti sempre per la pulizia e alcuni campioni di colore per muri. Là sopra principalmente accessori, bombolette, bicchierini, la sabbiatrice della Parkside e bombolette spray, nient'altro. Tengo tutto chiuso qua, così d'estate non si scaldano troppo e d'inverno non si vanno troppo a raffreddare. Ma passiamo oltre. Questo è il tavolo della troncatrice, uno dei primissimi lavori che faccio e uno dei lavori che detesto più di tutti.
Ok, non avevo nessuna competenza, è un tavolo orrendo e anche questo è una di quelle cose che vorrò cambiare quest'anno. Ma come è composto? Principalmente qua sotto tengo un frigo per l'acqua, qua ho un po' di cose, fatalità, qui ho la sega a fondamento della Parkside, molto utile per alcune cose. Questa è un'altra di quelle mie fisse, perché chi non mi conosce non lo sa, ma sono ossessionato io dall'ordine e dall'etichettare ogni cosa. Questa qui è tutto il reparto della minuteria. Man mano negli anni ho comprato cassettina su cassettina su cassettina e qua ho tutto diviso. Principalmente la divisione come è composta: etichetta rossa, tutti quello che è bulloni metrici, che siano bulloni esagonali a testa esagonale, quindi con la brugola, che siano qualsiasi tipo di vite con passo metrico. Tutte etichette rosse che stanno a indicare M10, quindi è la grandezza, lunghezza 30. Quindi se a me serve un bullone M10, io vengo qua, prendo e so che questo già è la lunghezza 40. E qua giù si va con tutte quelle lì. Ovviamente non tutte sono piene perché non sono un ferramenta ancora, non ho tutto di tutto. Secondo ripiano, etichetta verde, qua sono tutti i bulloni invece, quindi M8, autobloccante M8, cieco M8, alette M8, a ragno, M8 flangiati, bulloni di questo tipo qua, tipo per le T-Track o quant'altro, vanno tutti qua. Qui ho una cassettina vuota, etichettina azzurra per tutti i rivetti, man mano io me li scrivo qua con lo scotch e poi quando ho tempo faccio l'etichetta esatta, mentre l'etichetta gialla sta per le rondelle, M8 D16, sta a indicare che è per un bullone M8, quindi il buco all'interno è per un bullone M8 e il diametro della rondella è 16 mm. Qua le tengo tutte così, mentre questo qui è un porcaio che man mano riempio con cosine che trovo sparse. Possono esserci appunto catene come questi bulloni qua per fare i cavi da appendere, puntine colorate, viti di ogni genere. Questo è un po' il fritto misto di tutto. Qua in alto invece c'è una confusione che non avete idea, infatti è uno dei principali motivi per cui voglio riorganizzare al meglio questo tavolo. Non so neanche dirvi se lo voglio tenere in questa posizione, sono totalmente disposto a rifare il laboratorio da zero. Comunque principalmente qua ho delle scatolette che tengo con poca roba. Questo qui è una valigetta con tutti i tappi a pressione, con le punte del trapano già predisposte, tutto pronto, che se so che devo andare o da un cliente o devo fare qualche lavoro, io prendo questa e ho i tappi per fare qualsiasi cosa. Queste sono vuote e dietro c'è confusione, solo confusione. Qua vabbè, sacchi di sabbia, niente di che. Questo è il reparto tutto della carta vetrata, dove ho i dischi per la levigatrice, i fogli di carta, ma niente di emozionante. E là sopra ancora deposito di roba che prende polvere. Arrivati qui abbiamo il pezzo forte, ovvero la troncatrice. Ho voluto acquistare una DeWalt, questa qui mi sembra che sia il modello 7187. Inizialmente, come sapete, ho comprato solo attrezzi della Einel, ovviamente con la qualità che hanno. Una volta capito le mie esigenze ho fatto un livello successivo e ho acquistato anche questa qua. L'ho acquistata usata, mi sembra sui 700 euro, compreso del banchetto, compreso di tutto. Molto soddisfatto. Monta un disco da 305 e può tagliare qualsiasi cosa, nel senso che se si vuole fare un taglio anche su una trave o fare lavori più importanti proprio da edilizia, principalmente questa è una macchina da edilizia, non è una macchina di fino come può essere la Capex della Festool per esempio, ma a me interessava una macchina versatile in più lavori possibili e questa qui è veramente versatile. L'unico difetto che posso dare è il sistema di aspirazione, non è così performante onestamente, devo fare un upgrade anche di questo, è nella lista di cose da fare. Qua in alto vabbè c'è il sistema di aspirazione che posso aprire per far aspirare dall'aspiratruccioli che avete visto prima. Qua sopra invece tengo tutti i cataloghi, infatti ho un catalogo della Fervi, Bricoman quando devo andare, catalogo beta. Questo è il catalogo più bello che ho, che è della CMT. Se mi serve una fresa, una punta piuttosto che una lama, io vengo qua, apro, capisco e poi la vado a ordinare.
fantastico. In questo faldone invece tengo tutti i libretti di tutte le macchine che ho comprato, quindi con la garanzia, il libretto li tengo tutti qua dentro, non si sa mai che mi possa servire in futuro, so che lì trovo tutto. Qua invece ovviamente sotto la troncatrice è sempre molto utile avere un bidone dove buttare gli scarti, brum, fac, butti via. Passando in avanti, qua è sempre un disastro incredibile, non voglio neanche farvelo vedere. Ho la mia cassetta degli attrezzi per quando vado a fare un lavoro da un cliente, deposito di ferro, principalmente qua ho lamiere e qui disastro orrendo, via. Questa è la mia parete attrezzata con le cose che mi servono quotidianamente. Ovviamente ho tutti i cacciaviti piatti, cacciaviti a stella, tutte le lime, le chiavi, le pinze, le cose, i martelli, le squadre, tutte le robe che mi servono e mi possono servire per un progetto le trovo qua appese. Mentre qua in alto è sempre un fritto misto, raga, come prima. Il Dremel piuttosto che una lucidatrice, la nuova levigatrice che ho comprato, tutte le cose che mi servono per la brasatura piuttosto che la fresatrice a biscotti, come si chiama? Fresatrice a lamelle, sempre della Heinel, presa qui, lì ho tutti i biscotti piuttosto che le spine e quant'altro, e sopra là niente di emozionante, solo deposito di cose. Adesso arriviamo alla parete attrezzata che ho realizzato riciclando una ventina di trampoli in legno. Se vi siete persi il video ve lo lascio qua in alto, molto divertente. La parete questa qui serve principalmente per tutti gli elettroutensili, i caricabatterie, le viti e la minuteria che uso più frequentemente, come i groppini piccoli di tutte le misure, le viti che utilizzo più spesso. Come qua sotto abbiamo gli accessori per la combinata, le Forstner, la punta la cassetta di manutenzione sempre per la combinata, lubrificanti piuttosto che colle, i biscuit da rialzare il pezzo che mi sono costruito, tutti gli scotch e matite, pennarelli e quant'altro, dispositivi di protezione e tutto. Qua sopra invece tengo tutte le levigatrici che ho, compreso del flessibile per la Bosch che utilizzo principalmente per i lavori sotto sforzo parecchio, e una sega circolare che appena ho l'occasione la lancio dalla finestra. Qua sotto invece tengo principalmente l'aspiratore, qualche pannellino che mi serve per lavorare. Qua dietro ho alcuni jig che ho realizzato in passato per qualche lavorazione, li tengo lì che tanto non danno fastidio, uno sgabellino e quant'altro. Alla mia destra invece della parete attrezzata troviamo la combinata. Questa qui è una combinata della RM Group modello CM300 che sta a indicare la larghezza dei piani della pialla. Questa l'ho acquistata nel 2018 ancora, quindi è un po' di anni che la utilizzo, vi so dire pregi e difetti. Se vi interessa già saperlo vi lascio qui in alto la playlist con tutti i video che riguardano la combinata, da quando me l'hanno consegnata alle modifiche piuttosto che la mia opinione dopo 2 anni di utilizzo. Finora vi posso dire molto brevemente che sono soddisfatto, ci sono ancora delle migliorie che vorrei cambiare a questa qua, come sicuramente montare un tamburo per la pialla elicoidale. Quella cosa lì è un upgrade decisamente importante che punto a fare. Come vedete intorno alla combinata non passano né cavi della corrente né cavi dell'aspirazione, perché una cosa di cui sono molto orgoglioso e la fortuna di avere in questo laboratorio è questo pozzetto. Ora vi faccio vedere. Qua sotto, come vedete, c'è questo buco qui. Questo veniva utilizzato 30 anni fa almeno per riparare le auto. Ovviamente si metteva qua sopra e da sotto si andava a lavorare sulla macchina. Questo l'ho scoperto quando ho fatto l'ampliamento del laboratorio, perché all'inizio, quando ho cominciato, era solamente la metà di questo qui. Quindi ho pensato che non voglio né cavi della corrente né tubi di aspirazione che mi girano intorno alla combinata e aver pericolo di inciampare o stare attento che mi danno problemi. Per cui ho fatto dei lavori portando qua sotto i tubi della corrente che arrivano direttamente dal mio centralino, e qua sotto ho montato questo aspiratore della Fervi. Come lui e come tutti gli attrezzi che vi ho menzionato ve li lascio qua sotto in descrizione. Fa malissimo le gambe. Questo qua è un aspiratore da 700 watt circa ed è dedicato solo alla combinata. Ovviamente come quell'altro, con il tasto numero 2 posso accendere questo qui, o col tasto numero 1 accendo l'altro aspiratore principale. Questo pozzetto qua misura circa 3 metri, mi sembra, per 70 di larghezza, profondo 1,50 m, e l'aspiratore che ho scelto è proprio alto 1,50 m o poco meno, infatti ci sta proprio preciso. Uno degli upgrade che voglio fare sicuramente è
Uno, aumentare la capienza del sacco di raccolta, perché essendo un aspiratore piccolino, se uso la pialla si riempie in 2 secondi, e mettere un sensore che mi va a segnalare quando il sacco è pieno, che sia un segnalatore acustico oppure visivo, preferisco visivo, che mi si accenda una lampadina qua o da altre parti, mi va a indicare quando è pieno, perché spesso non me ne accorgo. Per ovviare il problema del sacco pieno quando utilizzo la pialla a filo o a spessore, ho fatto questa linea dove c'è quel tubo lì lunghissimo, lo prendo, lo attacco alla combinata e lo utilizzo principalmente per la piallatura e basta, così lo raccolgo nell'altro aspiratore che è più potente e ha il sacco più grande. Sono molto fortunato ad avere una possibilità del genere. Se avete suggerimenti in quale altro modo poter sfruttare questo buco pozzetto che c'è qua in laboratorio, lasciate qua sotto un commento. A questo punto qua passiamo all'ultima new entry che c'è stato quest'estate, che ho comprato un tornio della Fervi modello 0758, anche di questo trovate dei video con tutto, e la sua parete attrezzata dove ho le sgorbie, tutti gli accessori, i mandrini, le punte, contropunte, maschera, grembiule e tutto qua, pronto per essere lavorato. L'unica cosa che mi manca sono tutti gli accessori per quanto riguarda la filatura delle sgorbie, ma anche qui ho un progetto in mente di cui uscirà un contenuto nelle prossime settimane. Qui invece in fondo al laboratorio troviamo questi 2 tavoli che ho costruito durante la quarantena, uno dei progetti più soddisfacenti e che ho odiato di più in assoluto. Lo trovate sempre qua nelle info. Sono successi tutti gli imprevisti che potevano succedere, però alla fine abbiamo portato a termine. Questo mi serve per organizzare in queste scatole di legno bianche tutti i materiali che utilizzo più frequentemente. Sono tutti etichettati in questo modo, ok? Quindi io vado a stamparmi il numero della scatola, che ovviamente rimarrà sempre uguale, e vado a cambiare l'etichetta invece in base a quello che ci metto dentro. Organizzati tutti per numero da 1 a 60. Per quale motivo? Perché questi non sono cassetti, sono scatole che se devo lavorare sul banco mi serve il velcro, lo prendo e me lo porto là, perché ho tutto a disposizione. Il numero serve anche per tutte le persone che magari vengono qua a lavorare con me e in un batter d'occhio riescono a capire dove va esattamente collocata, ovviamente prima della 27 e dopo la 25. Qua ci tengo qualsiasi cosa, ovviamente non vi farò vedere tutto quello che contiene perché sennò stiamo qua fino all'anno prossimo, però principalmente da là ho tutte le questioni per fare arredo, quindi tutte le giunzioni, piuttosto le robe per fare la bordatura, quant'altro, velcro, colle, adesivi, guanti, cose monouso, tutto qua sopra, veramente organizzato in modo eccezionale per le mie esigenze sempre. Qua sopra troviamo questo rack dove troviamo i barattoli del caffè. Anche questo progetto qui l'ho fatto riciclando tutti i barattoli del caffè. Trovate il video sempre qua in alto. Principalmente questo lo utilizzo come magazzino generale per tutta la minuteria. Infatti qua sul coperchio non ho ancora sviluppato un sistema per organizzare al meglio quello che c'è, ho semplicemente fatto un'etichetta con che tipi di viti o cosa trovo dentro e quanto sono lunghe. Qua ho viti che vanno da 15 mm fino a 90 e si va avanti all'infinito. Là sopra invece ho una piccola libreria con tutti i libri principali del making, da ovviamente il buon Matley con i 9 pilastri del fai da te, libro secondo me indispensabile da avere per chiunque si avvicini a questa passione. Ovviamente per me non poteva mancare un libro con il buon Jimmy, libro dove spiega principalmente alcuni suoi lavori, ma principalmente come si approccia lui ad alcune lavorazioni. Ve lo consiglio anche questo. Come posso avere libri sul ferro, libri sui colori del legno, il libro di Colin Firth. Ho sempre libri riguardanti un po' tutto, il restauro, libri di meccanica e via così. Tutte robe utili che servono se lavorate in questo campo. Ora vi faccio una piccola panoramica delle attrezzature che tengo qua sopra. Una mola, utilizzo un vecchio Mac per pilotare questo laser, ovviamente questo qui è un mega spoiler che vi sto facendo vedere, uscirà il video dell'enclosure nelle prossime settimane. Qua alla sua destra troviamo una levigatrice a nastro della Fervi, qui una sega a nastro per metalli della Parkside che ho modificato facendogli il suo banchetto, e con il suo pulsante
la riesco a accendere, così ho sempre le mani libere, arrivo, premo col piede e si va avanti, e qua un piccolo trapano a colonna. Qua sopra sempre tengo alcuni cimeli di lavorazioni o sempre robe di altri maker. Arrivati a questo punto troviamo il mio ufficio, che è sempre stata questa poltrona dove mi siedo col computer e faccio le robe che devo fare. Ma come sapete, se ve lo siete perso ovviamente vi lascio sempre il video, ho preso da poco un nuovo locale qua a fianco al laboratorio e sarà quello nel 2022 il mio ufficio. Faremo lavori man mano. Qui invece troviamo un scaffale che ho modificato per diventare la postazione da elettronica. Ho due interruttori con dei pannelli che ho costruito, là tenevo le stampanti 3D, ne ho ancora una a resina, una Mars 2, e è un deposito per il momento, non c'ho altro, niente di emozionante per ora. Qua invece un po' di scatoloni e dietro qui appoggiato da qua fino là in fondo principalmente ho tutto il deposito dei pannelli di legno che utilizzo più frequentemente. Questo non è il mio magazzino principale, ve lo faccio vedere più tardi quello. Quindi qua dietro c'è il deposito di tutti i pannelli, mentre qua è un'altra di quelle strutture che è stata fatta all'inizio riciclando queste cassette che vengono da un supermercato, sono le cassette della frutta, ok? Aveva chiuso un supermercato, sono riuscito a recuperarne un po' e qua dentro ci organizzo praticamente un bel po' di cose. A questo punto troviamo la cassettiera che ho costruito sempre in quarantena per organizzare tutte le questioni della fotografia. È quello che tiene tutto protetto dalla polvere per il momento. E qua un piccolo pad dove mi alleno con le mie bacchette. Arrivato a questo punto, niente, alcuni quadri, alcuni quadretta, il buon vecchio Alexa che spegne tutte le luci. Ok. E Alexa che accende tutte le luci. Alexa, fammi fare brutta figura. Alexa, accendi le... Oh? Okay. Qua a fianco appunto abbiamo il quadro generale che comanda tutto, dalle luci alle prese, ho fatto delle linee separate, come per il pozzetto dove c'è l'aspiratore, e anche la combinata ha un suo interruttore generale. Okay. Per come ho sviluppato l'impianto elettrico, parte da qui, arriva sopra e fa il giro a soffitto a 360 gradi dappertutto. Questo l'ho fatto per rendere il laboratorio più dinamico possibile, in modo da non costringermi a lasciare una determinata attrezzatura in un posto piuttosto che un altro. Ogni 2 metri c'è una scatola di derivazione, quindi ipoteticamente io posso prendere e tirarmi una linea fuori da lì e collegarci il macchinario. Questo mi serve perché fra poco, appunto, la settimana prossima o successiva ancora, dipende come riesco a organizzarmi con questa live, vorrei che ci mettessimo insieme a riprogrammare tutto il layout di questo laboratorio, e in questo modo, con l'impianto che ho fatto, non abbiamo nessun problema. Ma proseguiamo oltre. Arrivati qua troviamo questo massiccio banco da lavoro, che è il primissimo lavoro che ho fatto qua all'interno una volta entrato. Vi dico anche esattamente il giorno, perché è stato il 27 gennaio del 2016 che ho firmato anche questo tavolo, la prima versione. La seconda versione invece è stata modificata il 24 maggio dell'anno successivo. Questo tavolo, oggi come oggi, sono contento di averlo fatto perché è grande, spazioso, posso farci tantissime robe, però non mi piace più perché è troppo grande, troppo ingombrante. Non ho bisogno di tutta questa profondità perché occupa lo spazio di un pannello intero, quindi è 2,50 x 125, qualcosina in meno. Qua sotto principalmente ho la sallatrice, la taglierina al plasma, storage di altri pannelli e scarti che utilizzo, seghe e quant'altro, e dietro là ho degli scatoloni con gli accessori per la combinata. Da questo lato invece ho fatto una cassettiera dove tengo tutti gli accessori pneumatici, piuttosto che tutti gli attrezzi e le cose per fare lavori idraulici, qualsiasi roba la tengo qua dentro, sempre a portata di mano. Qui ci va attrezzatura che mi serve ma che non utilizzo spesso. Concludiamo il tour di questa parte del laboratorio con questo banchetto. Anche questo qua costruito anni fa, ci avevo piazzato sopra, mi sembra, il trapano colonna e quant'altro. Principalmente ho 4 cassetti perché alla fine non ho continuato a farne. Qua ho anche accessori, punte, e nel frattempo ci ho appoggiato questa stampante 3D, la LG Mars 3, sempre una stampante a resina, con la sua stazione di lavaggio e la sua stazione di cura. Qua a fianco abbiamo un bel camino
che mi allieta le giornate invernali come questa, dove brucio tutti gli scarti che non mi servono e almeno ci tiene un po' più caldi. Prima vi accennavo che questa è una parte del mio magazzino, perché il mio reale magazzino, dove stocco tutta la legna e principalmente i materiali che riesco a recuperare, non li posso tenere qua dentro perché occuperei troppo spazio, e quindi vi faccio vedere brevemente anche i magazzini là fuori. Scusate per il tempo, non posso farci niente. Qua fuori, come vedete, ho due tettoie. Questa qui è il mio principale magazzino. Trovate un video di quando l'ho realizzato, ve lo lascio sempre qua. È semplicemente un portone che si apre e dentro ho vari scaffali dove tengo tutta la roba. Qua tengo tutto il materiale che non utilizzo, quello che recupero, che stocco nel tempo. Non ve lo faccio vedere ovviamente perché è tutto incasinato, per cui passiamo oltre. E anche qua sempre incasinato, scusate, ovviamente ho un progetto che sto terminando da parecchio tempo, e là in fondo ho il lumber rack che ho costruito sempre in quarantena con altrettanta legna sotto lì per progetti futuri. Qua tengo tutto quel materiale che userò forse un giorno per qualche progetto. Quindi questi due qua a fianco, qui fuori, sono i miei principali magazzini. Ma ora torniamo dentro. Come avete visto negli ultimi video, dietro questa porta troviamo il nuovo studio, che comprende di due locali, uno qua a destra e uno qua a sinistra. Non ve lo faccio vedere per l'ennesima volta adesso, andatevi a recuperare questo video qua. Lì dietro, in questi due locali, volevo fare principalmente spazio per nuovi macchinari che saranno là dietro, tutto un rack ben organizzato per mettere tutte le stampanti che ci sono e che arriveranno, e farmi un ufficetto, una mia scrivania per lavorare in modo tranquillo, e una zona chilling dove prendermi un po' e ritagliarmi uno spazio di riposo. Bene, con tutto questo abbiamo fatto un tour completissimo, direi, di tutto il laboratorio in ogni sua singola parte. Come vi dicevo nello scorso video, ho in mente di fare una live insieme a voi su YouTube dove discutere insieme di come ridisporre e riorganizzare tutto il laboratorio, compreso quei due nuovi locali. Ho ridisegnato in 3D tutto questo spazio, prendendo le aree di ingombro di ogni singolo oggetto, andiamo a disporlo insieme in modo da riorganizzare tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace come idea. Io sono gasatissimo all'idea di riorganizzare e di ricominciare con le competenze che ho oggi però. Bene, io vi ringrazio per essere rimasti qua fino alla fine di questo video. Se siete nuovi sul canale vi invito a iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi fantastici progetti che succederanno. Io ringrazio ovviamente tutti i Patreon che sostengono questo progetto, e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.